stavamo andando a scuola e a un certo punto una ragazza si è iniziata a sentire male, io ho riconosciuto subito i sintomi di una crisi epilettica, allora sono uscita dai sedili, sono andata verso di lei nel corridoio del bus e l'ho messa subito in posizione di sicurezza così da essere sicuri che non si soffocasse appunto. Poi ho coordinato 2 ragazzi, una ragazza di chiamare gli educatori per farli arrivare con il farmaco, invece un ragazzo di chiamare l'ambulanza, infatti dopo poco, dopo 15 minuti è arrivata e la ragazza adesso sta bene, è a casa. L'importante appunto era quello e mi hanno ringraziato anche i medici di Asiago perché hanno detto che sono stata brava a metterla in sicurezza, infatti non ha riportato nessun trauma e sta bene. Sangue freddo e concentrazione, è così che la 17enne Matilde Armelau, studentessa al Rigonistern di Asiago e figlia del sindaco di Chioggia Mauro Armelau, è riuscita a soccorrere una compagna mentre si trovavano sullo scuolabus per raggiungere l'istituto superiore. Una prontezza di riflessi che le ha permesso davvero di fare la differenza. Fondamentali anche le conoscenze acquisite durante un corso sulla sicurezza fatto in un campo scout quasi per caso, ma qui al caso non è stato lasciato proprio nulla. Ho avuto un secondo per dire ok, devo darle una mano perché sennò stava male e non ho pensato in realtà ad altro, mi sono concentrata solo su di lei, infatti non mi sono accorta quello che stava succedendo intorno, io pensavo solo a lei che stesse bene. Ho pensato solo ad aiutare una coetanea, dice la studentessa Chioggiotta, che si divide tra la scuola e gli allenamenti di pattinaggio artistico allo stadio del ghiaccio di Asiago. Ma il suo gesto non è passato inosservato, tanto che anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, si è complimentato con lei attraverso un comunicato. Questa è una storia a lieto fine che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità, scrive il governatore. Matilde rappresenta un esempio positivo per tutti i suoi coetanei, dimostra quanto sia importante la capacità di trasformare ciò che si apprende in un aiuto concreto nei momenti di difficoltà. È palpabile la soddisfazione di Matilde. Sono contenta che gli sia arrivata voce così, da sapere che ci sono anche dei ragazzi bravi che fanno delle buone azioni.